Efesina capitolo 6. Genitore e figli. Voi figli, innanzi al Signore, avete l'obbligo che sta a sentire sempre il padre e la mamma vostra, perché questa è una cosa giusta. Chi lo comandamento? A loro, il padre e la mamma. Rinda la Bibbia è sempre accompagnata da questa promessa, perché tu fossi felice e ti potessi arrecreare in una vita assai lunga in coppa a sta terra. E voi, padre e mamma, non scoraggiate mai i figli vostri e faceteli crescere a crianzata e rendete sceprindere il Signore. Schiavo e padrone. Voi serve, sentite padrone vostro e chi sto mondo con una rossa all'averenza e con un cuore franco, come se stesse innanzi a Cristo. Non facete questo solo per essere venuti e per far piacere ai padroni vostri. Facetelo invece come se fosse serve Cristo. Facete volere Dio con tutto il cuore vostro e facete il servizio vostro con piacere, come se stesse servendo a Dio e non all'uomo. Voi sapete buono che ognuno, tanto sia un servo quanto sia un servo, avrà una ricompensa al Signore per tutto il bene che esso è stato capace di fare. E voi padrone, comportatevi in la stessa maniera con loro, facete arrasare a voi tutte quelle minacce e ricordatevi che per loro, come pure per voi, ci sta un padrone solo in cielo, che tratta sempre tutto quanto in la stessa maniera e non tratta mai uno in una maniera e nata in un'altra maniera. A lotta spirituale. Per tutto questo, vi la forza rindo il Signore, rindo che la potenza sua assai rossa. Mettetevi in gola che l'armatura che attiverà per poter reggere contro un vostro diavolo, perché noi non abbiamo guerriato contro le creature sta terra, ma contro lo spirito infame del mondo, che non si vedono, contro i poteri e potenze, contro tutti quelli che comandano in questo mondo chi ne è scurore. Afferrate per questo che l'arma che avrà di per combattere rende a chi lo giorno è guerra contro tutte quelle forze infame e per stare ieri, insieme alla fine. Mantenetevi sempre pronti. Atturniatevi e anche che la verità. Mettetevi in quello che lo turacona la giustizia e mettetevi i sanni alla vicina ai piedi vostri per far spannere sempre più coppa la faccia la terra che lo Vangelo la pace, come sta scritto in le scritture. Tenete sempre in mano vostra che lo brocchiere la fede, che vi farà studare tutte quelle lampe infuocate lo diavolo. Mettetevi in capo il cappello della salvezza e rinde in mano che la spada dello Spirito Santo che è la parola di Dio. Priate ogni momento, addumannate a Dio l'aiuto suo e rinde ogni occasione e rinde a tutte le maniere e facetevi accompagnare sempre lo Spirito Santo. Perché queste veriche state sempre scetate e non vi stracquate mai e priate pure per tutto il popolo di Dio e priate pure per me. Priate perché Dio mettesse in coppa musse mie tutte quelle parole buone per far conoscere la verità e tutto il Vangelo suo. Eppure se io mi trovo in galera, sono sempre un predicatore di questo Vangelo. Priate perché potesse avere il coraggio di parlare buono, perché questo è l'obbligo mio. Conclusione e saluto. Tic che è un frate assai caro a noi e non essere buono lo Signore vi porterà notizie meglio e così pure voi potrete sapere come sto e che sto facendo. Io sto manando a voi proprio per questo, per fare regnare prezza, i consoli e i cuori vostri. Dio che è il Padre nostro e Gesù Cristo, che è il Signore nostro, potesse arrabbiare la pace, l'amore e la fede in cuore a tutti i frati. A razza del Signore potessero rimanere sempre in cuore a tutti quelli che vanno bene al Signore nostro Gesù Cristo. Sino a quando non avremo renda che la vita che non finisce mai.